Oh Maria Pergine! Sagato Dino, te mi pari sconvolto. Ah, non sta a dirmelo! Mi sento come se mi avesse dato fuoco al granar! Anzi, peso, come se mi avesse messo al gotto con l'acqua! Sagato, Se tu Maria, sa che è successo a Ennio? chi è lo Ennio? Ah Maria, che disgrazia! Poro Ennio, che terribile disgrazia! Ah, che miserie, che vergogna! Chi è Ennio? Lei è il fiol del Bernaca? E chi è le Bernacca? E il Bernaca? L'è quel che accopà con pugno una vacca? Che roia, Dino? Sì, dai, te il conosce. Esso così, da quel che la sposa... Come si chiamela? La Linda. No, la Linda imbambita. La Linda sveglia. La Linda quella sveglia? La Linda sveglia, sì. La Linda sveglia è quella che con Cortel la copà tutta la famiglia. E la Elenio gli abitava giù dai Rusenenti. Ma chi è i Ruzenenti? I Rusenenti. Quel che è il pibon, gli ha spaccato di denti. E dopo si trasferì tutti a casa del Zambe. E chi è il Zambe? E Zambe? Come fate non saperci le Zambe? Le quel che copava le vacche con dogambe, parente dell'Ernesto. Ah, bravo l'Ernesto. Ah, lui sì che l'era un bravo butel. Uno di quei tutti dentocco. Quei de una volta. Ma chi è l'Ernesto? L'Ernesto, quel che ha fatto tutta la vita al fresco. Cugna del Tony Garage. Ma chi è lo Tony Garage? Sì, il Tony Garage. Quel che per endude coppe l'ha fatto una strage. E il Tony Garage nel 72, 11 marzo del 72, l'aveva sposà la Marta Cornedo. Mi ricordo perché ha fatto un'acqua quel di lì. Mi non conosco la Marta Cornedo. La Marta Cornedo, l'è quella che annegà il fiol neonato nell'asedo. Dai che te la conosce. La Marta. La Nasea sempre ammessa in primo banco con la Pia. E la Pia? La Pia, sì, quella che gasparà sommare anche a Sossia, che la Nasea fora col Girardi. Adesso non sta a dirmi che non te ricordi ci l'è il Girardi. Ma non mi risulta di conoscerlo. E il Girardi, quel che metteva nel culo ai gatti petardi. Quello era amico dell'Enio. Ah, poro Enio, se me va in mente se la combina. Ci sa dirà la sua famiglia adesso. Ma sa dirà mai la sua famiglia? Te sai che la famiglia dell'Enio la si divide in due rame. Una rama era quella dei Donatoni. I Donatoni? I Donatoni, sì, quei che ingabbiava i cristiani coi bogoni. E dopo che era l'altra rama, che l'ho sulla punta della lingua. Ah, ecco, i fioi del Beppi Luame. Il Beppi le dame? E il Beppi Luame, quel che a colà organizzava la schiavitù delle putane. E gli era tutti parenti stretti del Vigotto. I Vigotto? E il Vigotto, quel che accopà suo fradel Perengotto. E che manca poco che non il fesse fuori anche a Lenio, setto. Ah, poro Enio. Che disgrazia, Maria. Ma che vergogna, Lenio. Lenio era un buon butel, pare un buon butel, ma come si fa a restare indifferenti? Come fonti a salutarlo quando che il vedo? Mi girerò di là? Fo finta di niente? Poverina Ennio, ma cosa hai fatto? Che vergogna, che miserie. Ah, la vita. Ma cosa che è successo? Sa che capità a Lenio. Uto saperlo. Ma ascolta, ma adesso te me lo dici, voglio saperlo, le un'ora che te mi rompi i coglioni su sto Ennio. Ti te oresse saver s'ha fatto Lenio. Ma sì, cosa l'ho fatto Ennio? Lenio. Par scommessa le diventa stemio.